Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Nona giornata del campionato di Serie B-Win e allo Stadio Olimpico di Torino sono di fronte i ragazzi di Franco Lerda e il Vicenza, inquadrato il grande ex Stefan Schwock, adesso direttore sportivo della società veneta. In campo anche un altro ex di lusso, ovvero sia Elvis Abbruscato, passato in estate proprio alla Vicenza nello scambio con Asgrigna, quest'oggi squalificato. Arbitro dell'incontro è il signor Pinzani di Empoli. Subito un brivido con questo tocco con l'abbraccio di Gianni in area di rigore, non visto né da arbitro né da guardalinee. Grosse proteste da parte dei giocatori del Torino. Rivediamo il cross di Junco, la deviazione di Gianni, calcio di punizione poi in favore della Vicenza, la battuta di Paro, palo pieno colpito dal centrocampista della Vicenza. Rivediamo, gran conclusione a giro, palo esterno. La risposta della Torino ancora su punizione, questa volta è traversa centrata da Agostino Garofalo. Grande conclusione con il mancino. Ancora una calcio di punizione, guardate cosa combina Daniele De Vezze, che clamorosamente infila la propria porta sul calcio piazzato battuto da Paro. Imperturbabile Rolando Marana, ma davvero da apprezzare, tra virgolette, l'autogol di De Vezze. 20° minuto, Vicenza in vantaggio a sorpresa allo Stadio Olimpico. La reazione del Torino affidata soprattutto agli spunti di Lazarevic sulla destra. Se ne va il giocatore di proprietà del Genoa, pallone dentro, Stevanovic, miracolo del portiere, poi ancora Stevanovic colpisce incredibilmente il palo a porta vuota. Rivediamo prima il grande intervento da parte di Danilo Russo, portiere del Vicenza, quindi il palo colpito da Stevanovic. Con le immagini passiamo alla ripresa. Subito un cambio nelle fila del Torino, fuori un deludente Stevanovic, dentro Andrea Gasbarroni. Sarà il giocatore che cambierà la partita. Subito un gran numero di Gasbarroni in posizione di trequartista, pallone per Junco. Ecco il numero 10, Scodella nel mezzo, il colpo di testa di Lazarevic, la parata da parte di Russo che sostituisce fra i pali l'infortunato titolare Frison. E poi attenzione, Gasbarroni, pallone per Di Cesare col destro, bravissimo Russo, e poi sfortunato Junco, il tiro a botta sicura rimpallato da un difensore del Vicenza. Vicenza che poi va vicinissimo al raddoppio con Oliveira, conclusione troppo centrale, nessun problema per Rubinho. Il forcing del Torino alla ricerca del pareggio, ancora Gasbarroni con questo tiro da fuori. Niente da fare, pallone alto sopra la traversa, poi la sponda di Bianchi, quindi l'assist di Pellicori per Lazarevic. La conclusione è respinta da Russo, ma è stato trattenuto nettamente Lazarevic da parte di Bastrini. Rosso diretto nei confronti del terzino sinistro del Vicenza e calcio di rigore. Sul dischetto va Rolando Bianchi, il pareggio del Torino al 38° minuto della ripresa. Terzo gol in campionato per il capitano Granata. La gioia rabbiosa di Bianchi, 1-1. Tutto da rifare per il Vicenza, ma adesso è il Torino che crede nel successo. Garofalo, gran cross, il colpo di testa di Pellicori e Obodo, entrato al posto di Zanetti, non riesce a tramutare in gol da pochi passi. Continua il forcing della squadra di Lerda. Attenzione, 92° minuto, Rolando Bianchi riceve la sponda di Pellicori e va a segno, doppietta personale, Torino in vantaggio al 92° minuto con il suo cannoniere. Rivediamo, stop, destro secco, sotto la traversa, niente da fare per Russo, è il gol che regala il successo alla formazione di Lerda. Finisce 2-1 per il Toro sul Vicenza.